Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine. Oggi lo sponsor è Special Vetro a Portoviro, vetrate artistiche personalizzate. Come sempre cominciamo con la pagina nazionale del Gazzettino. In prima pagina, crack della Banca Popolare di Vicenza, 6 anni e mezzo a Zonin, condannati a 6 anni e 3 mesi l'ex vice direttore generale Giustini e a 6 anni gli altri 2 vice direttori. Sequestrato quasi 1 miliardo, a Banca Italia risarcimenti per 600.000 euro. E dopo la conferenza di Draghi, ristori e cartelle, sì al decreto Draghi, subito 11 miliardi, scuole prime ad aprire. Medicina, sempre in prima pagina del Gazzettino, via le cure monoclonali, a nord-est i primi pazienti. Le prime dosi di anticorpi monoclonali sono state utilizzate in alcuni ospedali veneti. Andiamo alla pagina di Rovigo del Gazzettino. Bar Borsa, offerte inadeguate, salta l'assegnazione. Lo storico caffè Borsa in piazza Garibaldi a Rovigo attende il nuovo gestore. Entrambe le proposte in gara sono state giudicate inaccettabili. Vaccini, si riparte con AstraZeneca. Ieri al Censer sono riprese dalle 17 alle 20 le somministrazioni del siero al personale scolastico convocato con un SMS. E purtroppo sempre per il Covid i contagi hanno ripreso a crescere. Da lunedì i tamponi su prenotazione. Sotto pressione i reparti ospedalieri, 12 pazienti ricoverati in terapia intensiva a 300. Purtroppo registrata un'altra vittima. Delta del Po, presentato il sito in lizza per il marchio UE. Affollata videoconferenza stampa per la presentazione del primo sito tematico Terre d'acqua, terre nell'acqua, Delta del Po e Venezia, candidato al marchio del patrimonio europeo. Il ministro Dario Franceschini afferma oggi compie un passo ulteriore del percorso intrapreso più di un anno fa. La ricchezza paesaggistica di quest'area vasta, in cui fiume, mare e terra si compenetrano per dar vita a una biosfera unica. Ora serve l'impegno condiviso di tutti i protagonisti per portare al successo questa candidatura. Loreo, il vescovo, Monsignor Tessarollo, riapre il Duomo restaurato. Oggi alle 18 Monsignor Tessarollo celebra la messa nella chiesa rimasta chiusa 6 mesi per gli importanti lavori all'interno. Una sistemazione armonica per rivedere l'edificio splendente e luminoso dopo anni. Portoviro, un pesce mangia plastica per ripulire la canaletta. Infatti una struttura in ferro che ricorda un pesce è stata posata nel tratto in cui la canaletta che attraversa la città torna ad allargarsi nel collettore padano. Badia Polesine, significativa cerimonia a Villa Davice con la consegna della struttura di osservazione distrutta nel maggio 2020. Riprese televisive nel Delta, fiction Rai in Polesine snobbata dalla regione. Il presidente di Polesine Film Commission, Angelo Zanellato, contesta la Veneto Film Commission, su 9 milioni di costo non è stato dato neanche un centesimo. La fiction vede tra i protagonisti Vittoria Puccini e sarà di 8 puntate da 50 minuti l'una in onda in 4 serate, con il Delta protagonista negli ultimi 2 appuntamenti. Dalla Voce di Rovigo, Villa Dose, l'ambulatorio Anteas, attività sospesa, purtroppo a malincuore. Anteas si ferma per volontà del sindaco, causa zona rossa. Anteas è l'associazione nazionale per tutte le età per la solidarietà. Il presidente Antonio Rossi afferma: siamo molto dispiaciuti per tutti coloro che avevano iniziato con noi le terapie intramuscolari e che ora le dovranno sospendere data l'impossibilità di muoversi. Portotolle, l'associazione Solid ha consegnato a Portotolle i proventi della raccolta alimentare per l'Emporio della Solidarietà di Cavenier. E per finire l'Endinara sarà l'albero della legalità. L'Istituto Comprensivo di Lendinara onora la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. In occasione della giornata di domenica, nella mattinata di ieri, è stato inaugurato in modo virtuale l'albero della legalità, un olmo offerto dai vivai Chinaglia, già sistemato nel cortile della scuola Alberto Mario. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!